una conclusione da fuori, conclusione pericolosa da parte di Insigne, una palla persa in maniera un po' banale dal Napoli in fase difensiva, permette ancora ad Alaba di tentare la conclusione sulla palla che termina fra le braccia di Rosati. Poi di nuovo il Napoli, il palo colpito da Edu Vargas, sfortunato in questa occasione il cileno classe 89 che sta ricevendo tante occasioni da parte di Mazzarri, e poi tiro di Ismaili deviato in calcio d'angolo da Sarri. Nel finale è tutto Napoli, calcio d'angolo di Insigne, attenzione a Cannavaro, seguitelo perché sta per fare davvero una bella cosa, questa sforzitata per l'1-1 che chiude il primo tempo. Gran gol di Paolo Cannavaro e riette le cose a posto, dà confidenza al Napoli, protagonista di un grande finale del primo tempo e poi di un'ottima ripresa. Rivediamo ancora il gesto tecnico di Paolo Cannavaro, atletico e acrobatico anche questo colpo di poi uscirà nella ripresa per far posto anche a Federico Fernandez, uno dei difensori già più a loro agio in questo precampionato del Napoli. Entrato nel secondo tempo, ha fatto una buonissima impressione come piazzamento, come qui per esempio la di testa, sicuramente è un giocatore sul quale fare affidamento. Abbiamo citato più volte l'età, 89, quindi vuol dire 23 anni, capabile di molti miglioramenti, di conseguenza il Napoli non credo che possa essere coperto nella fase difensiva. Ecco la grande azione di Zuniga che regala il tocco al Padre, così il Napoli si porta in vantaggio al 22esimo del secondo tempo. Di potenza, di forza va via Zuniga e poi Pander deve soltanto spingere il pallone alle spalle di Stark. Passano 6 minuti, punizione di Shaqiri, precisa e millimetrica, calibrata per il 2-2. Il sinistro di Shaqiri è davvero magico. Ma il sinistro di Shaqiri è magico, è magnifico Lorenzo che va a realizzare il gol del 3-2 lasciando fermo immobile Stark. Dopo il primo tiro respinto, il secondo è nell'angolino. 3-2, il giro finale di Lorenzo Insigne e commento finale di Claudio Novi. No, commento che sicuramente sono d'accordo con Mazzarri e che ci sono tante cose ancora da animare, la coppia di attacco come abbiamo detto è talentuosissima, però è ovvio che forse non è complementare sotto il profilo